Ciao ragazzi, come preannunciato oggi comincio a riportarvi in giro, o meglio, ti porto io a casa, le bellezze di Verona e del Veneto, quelle stesse bellezze che vi racconto quasi ogni giorno attraverso i miei video che adesso ho organizzato appositamente in piccoli tour per andare a riscoprirle insieme queste bellezze, perché dobbiamo stare chiusi in casa. Ma questo non deve impedirci di viaggiare con la mente, sognare e tornare così a sperare per quando tutto questo sarà finito. E il primo tour, quello di oggi, raggruppa tre luoghi fantastici, il primo dei quali è uno dei simboli più importanti della montagna veronese, la Valle delle Sfingi. Sapete che il buio può essere custode di una grande bellezza? Poco lontana dalla Valle delle Sfingi, perché siamo sempre nella zona tra Rovere Veronese e Velo Veronese. Il buio è il custode della bellezza della grotta di Monte Capriolo. Oggi vi porto in un luogo magico, nel cuore, in senso letterale, della Lessinia. Questa è la grotta di Monte Capriolo a Rovere 1000, un luogo fantastico, un luogo magico che non è aperto da tantissimo tempo al pubblico, e lo è grazie anche a persone come Bruno Pellegrini. Quando si è scoperta l'esistenza di questa grotta? Questa grotta è stata scoperta e esplorata per la prima volta nel 1957 da un gruppo grotte di Verona. E poi quando è stata resa fruibile al pubblico? Fruibile al pubblico ufficialmente nel 1972, però qualche anno prima il professor Perigny aveva già attrezzato la grotta per la visita al pubblico. Lei c'era nel 72, vero? È stato lei uno dei fautori dell'apertura. Nel 72 io e alcuni soci del mio gruppo, il gruppo Amici della Montagna di Verona, hanno partecipato attivamente alla realizzazione delle strutture per rendere turistica la grotta. Qual è l'unicità della grotta di Monte Capriolo? Città che è un gioiello della Lessinia. In piccolo ha tutto quello che offrono le grandi grotte turistiche presenti nel territorio italiano. Ovvero? Fa concrezioni, stalattiti, stalagmiti, coralloidi, vele, cortine, offre praticamente tutto quello che c'è nel mondo sotterraneo, in piccolo, ma diciamo quasi a portata di mano. Quindi che storia racconta della Lessinia? È una storia geologica che documenta la creazione di questi ambienti sotterranei che risalgono a circa 60-65 milioni di anni fa, quando sono emersi i fondali marini, e da quel periodo in poi le acque meteoriche hanno iniziato a scavare e a creare questi ambienti sotterranei. Voi avete anche scoperto la vita della fauna della grotta, perché c'è una vita faunistica, vero? Sicuramente in questi ambienti, malgrado che sono degli ambienti estremi,
dove il sole non arriva mai, quindi non c'è mai la luce, ci sono dei piccoli animali che si sono adeguati a vivere in questo ambiente estremo. Ad esempio abbiamo dei pseudoscorpioni, un esemplare di pseudoscorpione, il Chthonius lessiniensis, mi pare che si chiami, adesso non sono sicuro, è stato trovato per la prima volta in questa grotta. Il proteo è un animale che è l'animale tipico del mondo sotterraneo, chiaramente non vive nelle grotte della Lessinia perché è un animale che per vivere ha bisogno di un corso d'acqua, vive nei corsi d'acqua sotterranei. Il suo habitat naturale sono le grotte del Carso Triestino, dell'Istria e della Dalmazia, dove ha proprio il suo habitat naturale. In questa grotta da alcuni anni c'è un esemplare di proteo che viene dal Carso Triestino e prima di arrivare in questa grotta era in un laboratorio di biospeleologia sotterranea a Verona. Senta Bruno, siamo nel cuore della Lessinia, in senso letterale, perché siamo dentro. Esatto. Cosa si sente ad essere qui in mezzo a milioni di storie? È una sensazione, penso, unica, in quanto ti trovi dentro in un ambiente, in un habitat che per creare questo habitat ci sono voluti milioni di anni ed è diciamo che può essere paragonata a un santuario dove veramente lo speleologo si trova nel suo ambiente naturale, quindi si trova veramente a suo agio. Comunque è aperta al pubblico la grotta, no? La grotta sì, è aperta al pubblico dal metà giugno fino ai primi di settembre, tutti i sabati pomeriggio e le domeniche pomeriggio. Con quale spirito si deve entrare in luoghi come questo? In questi luoghi bisogna venire con lo spirito giusto, cioè bisogna rispettare l'ambiente dove ci troviamo, soprattutto non toccare le concrezioni perché le nostre mani altrimenti le rovinano, e goderci l'ambiente, fotografarlo e soprattutto non inquinarlo, perché il sistema carsico, che è formato dalle grotte, dalle fessure delle rocce, è un filtro di tutte le acque meteoriche che passano attraverso il sistema carsico e vanno poi a finire in pianura ad alimentare le sorgenti. Cosa prova lei ogni volta che entra qui dentro? Ritorno giovane, torno indietro negli anni, quando ero molto più giovane e ho vissuto questa realtà. E voi non ci crederete, ma anche in questa grotta c'è un aspetto gastronomico. Si vede che Bruno sapeva che sarei venuto a trovarlo. Vero che è la pancetta? Esatto. Qua È questa? possiamo vedere una fetta di pancetta e quindi possiamo fare una bella matriciana. Grazie davvero Bruno, anche per questo finale inatteso, vero? Ma molto gradito. Ottimo. Ragazzi, se volete fare un salto a visitare queste grotte, prima andate sul sito, prenotatevi, magari chiedete di Bruno così vi prepara la matriciana. Esatto. E mi raccomando, se entrate qui dentro, rispetto. Rispetto assoluto. E agli sportivi non vogliamo pensarci? Perché la Lessinia è bellissima da scoprire anche in bicicletta, ovviamente seguendo le regole opportune, magari quelle che vi danno gli amici dell'associazione Pedala Parco di Velo Veronese, dove è ambientata questa clip dedicata ai ciclisti e a quanti amano vivere la Lessinia all'aperto e sulle due ruote. Ci vediamo al prossimo tour. Ciao ragazzi!